Ci potrebbe aiutare a capire come si fa a compiere scelte buone e di chi ci possiamo davvero fidare? Il punto di riferimento più importante per le scelte che noi dobbiamo, tu lo troverai in te stessa. Avere quel riferimento alla propria coscienza e poi come si esprime la tua personalità, la tua coscienza, soprattutto nell'entusiasmo giovanile, che a me è molto importante. Inizia così il dialogo tra Papa Francesco e gli studenti dell'Istituto Vescovile Barbarigo di Padova, ricevuti nell'aula Paolo VI in occasione del centenario dello storico collegio padovano fondato nel 1919 dal vescovo Pellizzo. 3 studenti hanno posto delle domande al pontefice, che li ha esortati a vivere con entusiasmo e a saper rischiare. La giovinezza per voi non è passività. Tante volte ho parlato, mi ripeto sempre, perché i giovani sono sempre gli stessi, no? Dei giovani da divano, no? Quelli che sono passivi, seduti, guardando come passa la storia. Ma è la storia che deve guardare come passi tu. È brutto trovare un giovane in pensione. Una giornata speciale per gli studenti accompagnati dal vescovo di Padova Claudio Cipolla, dai docenti e da esponenti del comune e della provincia. Papa Francesco, per la gioia dei ragazzi, al termine dell'udienza si è prestato a selfie, autografi e abbracci. Al preside Don Cesare Contarini ha lasciato anche l'attestato con la benedizione apostolica per tutto il collegio, per chi vi lavora e per le famiglie dei giovani. Il vostro lavoro nel futuro non deve essere scelto per riempire le tasche di soldi, ma per servire meglio gli altri, ha detto Bergoglio, che poi ha invitato i ragazzi a non pregare come pappagalli, ma con il cuore. Appassionati. La vita si gioca con passione. Tu sicuramente fai lo sport. Sì, no, più o meno. Ma il calcio. No, non fai il calcio, ma almeno quando tu guardi una squadra di calcio, cosa fanno i giocatori? Giocano con passione, perché vogliono vincere. La passione anche in quella vita giovanile è importante. Una vita giovanile senza passione è come la pasta in bianco senza sale. Vi piace? No.